Vado a Norfolk, me lo dai un passaggio? Certo, salve. Grazie. Grazie. È un'ora che sto con il pollice alzato sotto il sole. Se ne fosse fermato uno. Ehi, ma che cavolo stai facendo ora? Sono un figlio, no? No, io non intendevo dire questo. Tu ti sei fermato. Sei forte! Mi dispiace. Scusa, amico.
Mi dia una coca. Ehi, tu, signor Repan. Noi ragazzi andiamo giù alla spiaggia a sentire il concerto di Madonna. Ehi, mi hai sentita? Vuoi venire? Ehi, ma che credi di essere, Mickey Rourke? Dai, Maggie, lascialo stare. Ma non hai visto che faccia ha? Vieni, andiamo via. Scusate, potrei sapere cosa sta succedendo? Dai, piantala, stavamo solo parlando. Kevin, non raccontarmi balle. Ehi, guarda che non facevamo niente. Ah, no, Stavamo solo parlando. Allora continuo a farlo, basta che mi lasci stare. Ehi, amico, non ci far caso, qui sono tutti matti. Ehi, vuoi un passaggio? Se mi porti fino a una stazione. Ma certo. Ciao. Grazie tante. Così lo pianto. E chi? Quel gorilla che era con te al bar. Non sono affari tuoi. Ok, scusami. Come ti chiami? Simon Le Bon. E io sono Sting. Scherzo, il mio nome è Mark, e il tuo? Mi chiamo Daniela. Si chiama Daniela anche lei. Anzi, Danietska. Le assomigli, sai? È la tua ragazza? Sei matta. Perché? Quanti anni ha? 39. Ma non li dimostra, vero? Per niente. Danetska è un nome strano. È russa. Lei vive a Mosca. Allora cos'è? Una ballerina oppure una spia? Piantala! Che cosa ho fatto? Non mi piace che la gente parli male di lei. Io l'adoro. Hai capito? Scusami, io non la volevo offendere. Grazie per il Ferma! passaggio. Ma dove vuoi andare? La stazione è a 2 miglia di distanza. Lasciami scendere, voglio andare a piedi. Accidenti, arriva il mio ragazzo, fingi che sia tutto ok. cercando me. Se mi beccava avrebbe fatto una scenata. Te la sei cavata benone. Ho i riflessi pronti.
Deve essere parecchio geloso. Chi se ne importa? Ma se sapessi... Avanti. Bevi qualcosa, è Coca-Cola. Sì, grazie. È fresca? Sì, ma non sa di Coca-Cola. Ah no? Solo del sonnifero. Stai calma ora. Non devi avere paura. Ti avverto che se pensi di violentarmi ti sbagli perché me ne andrò subito. Non ti permetterò di fare niente. Voglio soltanto che tu rimanga qui con me. Devi essere pazzo. Levami queste o mi metto a gridare. Puoi provare. Aiuto, che qualcuno mi venga ad aiutare, presto! Non sto scherzando. Dove siamo? In un posto tranquillo e isolato. Sei molto carina quando strilli. Su, bevi, ti farà bene. Avanti, non c'è niente dentro. Non ho voglia di bere e non mi piace la vodka. Neanche a me piace. Però non posso farne a meno. Ti sei divertito abbastanza, ora levami queste. Devo andare al bagno. Per favore, non ce la faccio ad aspettare. Lascia la porta aperta e sbrigati. Non posso, mi vergogno. Non muoverti o t'ammazzo. Dammi le chiavi del camper e in fretta. E adesso sparisci. Non essere stupida, dove vuoi andare? Non ti avvicinare! Oh mio Dio. Idiota! Era caricata a salve. Mi credi stupido? Eh? Avanti, dammi le mani. No! No! Aiuto! Aprite, per favore! Aprite! Aiuto, lo prego, fermo! Pronto? Pat, sono io. Daniela, ma cosa vuoi a quest'ora?
Lasciami parlare, Pet, sono in pericolo, mi serve aiuto. Pericolo, che succede? Un pazzo mi ha rapita, per favore, fa qualcosa, chiama la polizia. Sì, va bene, ma dove sei ora? Non lo so, è una stazione di servizio. Non avresti dovuto farlo. Non avresti dovuto. Ora me la pagherai. Ti prego, lasciami andare. Sei una puttana, come tutte le altre. Per favore, lasciami. Provaci di nuovo e ti taglierò la gola. Sei sicura, Pet? Chi può averla rapita? E perché? Non lo so, te l'ho già detto. Non ha avuto il tempo di parlare. Senti, ma non sarà uno scherzo? No, conosco mia sorella troppo bene. Era terrorizzata e diceva qualcosa di un pazzo. Hai chiamato la polizia? Sì, ma non vogliono credere. Sostengono che centinaia di ragazze scompaiono ogni settimana dopo aver litigato con i loro ragazzi. Ah, che idioti! Io ho paura che... Chissà cosa le starà succedendo a quest'ora. No, non le succederà niente. Ci penserò io adesso, tu non ti preoccupare. Ok. Ehi, ciao! Stai andando giù al campeggio? No, sentite, avete visto la mia ragazza da qualche parte? Quando te la sei persa? Ieri mattina. Senti, io non ne sono sicuro, perché ero fatto come una zucca, ma forse l'ho vista salire su un grosso camper ieri mattina. Un camper? Sì, mi pare. Oppure sul cavallo di John Wayne. Ora datti una mossa, Fesso. Perché fai così, Danietska? Non ti spiace se ti chiamo Danietska, vero? Perché mi tieni rinchiusa qui? Non puoi farlo, questo è un rapimento. Stai facendo un grosso errore. Lasciami libera. Ma tu non hai capito affatto. Voglio solo che resti con me. Non ti piaccio, non è vero? Avanti, odi. No, io non ti odio, non so nemmeno chi sei. Dico solo che non hai il diritto di tenermi qui. Vuoi ritornare da Kevin? Come sai che si chiama Kevin? L'ho visto con te al campeggio. Hai detto il suo nome. Di chi è il camper? Mio. È un regalo di mio padre. Basta con le domande ora, devi mangiare. Avanti. Non ho fame e non ho voglia di mangiare. Fallo lo stesso. Stupida idiota. Smettila! Non puoi tenermi qui! Lasciami! Basta! Voglio andarmene! Figlio di puttana! Lasciami! Non puoi tenermi qui! Tu sei pazzo! O tu rimani qui o io ti ammazzo. Mettitelo bene in testa. Figlio di puttana!
Salve. Che cosa ci fai qui? Niente. Io ho dormito un po' e ora stavo per andarmene. Come ti sei ferito? Veramente è stata soltanto colpa mia. Pulivo la scacciacani. La tua patente, per favore. Sì, è nella cabina. Ecco qui. Tenga. Lavori per qualcuno? No, per me stesso. Glazer, Mark Glazer. C'entri con i Glazer Hotel? È mio padre. Allora fai bene a spassartela. L'ho visto in TV una volta, maneggia più soldi. Paperino. Ok, Paperino, qui però è vietato parcheggiare. Perciò cambia aria alla svelta. Ok. Ehi, John. Un fanolino di coda è rotto. Fallo riparare o ti beccherai una bella multa. Ok, ho il ricambio. Lo monterò alla prossima fermata. Grazie. Andiamo. Daniela, mi senti?
sto solo guardando. Tu puzzi di ladro a 1 miglio di distanza. Cosa hai arraffato? Lascia che ti spieghi. Non c'è niente da spiegare. Pazza! Ho la bocca secca. Ecco, bevi. Ne vuoi ancora? No. I miei capelli. Oh mio Dio. Ma che mi hai fatto? Perché? Tu sei molto più bella così. Sei quasi identica a Danietska. Sei contenta? Sono un pochino confusa. Potrei avere un goccetto di quella vodka? La vuoi davvero? Sì, per favore. Non sapevo fosse tanto forte. Davvero ti piaccio così? Certo, sei bellissima. Chi è Danietska? Non ti fidi di me? So mantenere un segreto. Coraggio, dimmi chi è. Lo vuoi sapere? Sì, È mia madre. tua madre. È così giovane. Ha solo 18 anni più di me. E 10 quando è tornata in Russia. Ma l'amavo, più di quanto l'abbia mai amata mio padre. E ora? Non lo so. Davvero, certe volte sento che io la odio. Ma penso sempre a lei. Non parliamone allora. Bevi la tua vodka. Hai voglia di fare l'amore, Mark? Perché? Avanti, fallo ancora. Parti! Guarda! È inutile. Non ancora, Pat, ma ho una piccola traccia. Senti, sai se quei suoi amici della Florida hanno un camper? Un camper? Mi pare di no, perché me lo chiedi? Poi ti spiego, ora devo andare. Oh mio Dio, non posso pensare che Daniela sia in balia di un maniaco. Infatti non devi farlo, Pat. Te l'ho promesso, riuscirò a trovarla. È solo questione di tempo, va bene? Tienimi informata o impazzirò. Ok. Senti, ti chiamerò appena so qualcosa, eh? Ciao.
$10, ragazzo. Amico, per caso hai visto un camper con una bella ragazza in canottiera bianca e blu? No, me la ricorderei. Ehi, aspetta. Non so se è quello, però ho visto un camper ieri mattina. Si è fermato un po' sulla piazzola e poi ha preso la superstrada. Però sopra io ho visto solamente un ragazzo. E ricordi che tipo era? Sulla ventina, direi. E portava degli occhiali a specchio. Ciao. Come ti senti? Non tanto bene, stordita. Non mi ricordo più niente. Ma quanto ho dormito? Parecchio. Comunque adesso stai bene, non devi preoccuparti. Ce l'hai con me? No. Ho una sorpresa per te. Sai che giorno è oggi? È il mio compleanno. Mi piacerebbe portarti fuori, in un bel ristorante, a ballare anche. Già, sarebbe davvero stupendo. Andiamo. Sai perfettamente che non è possibile. Cercheresti di fuggire e io non voglio rischiare. Però e anche champagne. Che ne pensi? Senti, facciamo un patto. Ora mi levi queste manette e io accetterò il tuo invito. Festeggeremo qui, noi due da soli. Non cercherò di scappare, è una promessa. Cosa vuoi in cambio? E tu, in cambio, mi liberi domani mattina. Ma non ti rivedrei mai più. Perché no? Ti do il mio numero di telefono e ci vedremo quando vuoi. Parola d'onore. Ok? Ok, ci sto. Mi gira la testa. Ora passa. Come va adesso? Un po' meglio. Aspetta. Girati. Che cos'è, uno scherzo? No. Resta così solo un momento. Ok, puoi girarti ora. Ma è bellissimo. Deve costare una fortuna. Che importa? Mettitelo. Vorrei fare una doccia prima. Chiudi la porta se vuoi. Come ti sembra?
Sei molto bella. Grazie, Mark. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, caro Mark, tanti auguri a te. Ah! Hai espresso il desiderio. Aspetta, lo shampoo. Ti auguro 100 di questi giorni. Insieme a te. Metto un po' di musica? No, ora preferirei parlare. Anch'io. Noi dobbiamo conoscerci meglio. Va bene, cosa vuoi sapere? Ogni cosa. D'accordo, dunque. Il mio nome è Daniela Foster, ho 19 anni, sono nata vicino a Washington, ma ora vivo a Tampa con mia sorella Pat e gioco a pallavolo a scuola. E che altro? Mi piace la musica rock. Beh, nient'altro. Hai avuto molti ragazzi? Qualcuno sì, ma niente di serio. E quanti? È una domanda stupida, 2, 3, non ha importanza. Ci sei andata a letto? Ma con chi? Con quel figlio di puttana. Mangiamo il dolce ora. È una bontà. Io adoro la cioccolata, provalo. Allora, ci sei andata a letto? Sì, ci sono stata, ma perché parlarne? Tuo padre deve essere molto ricco per comprarti un camper così. Mark, non so niente di te, nemmeno il tuo cognome. Preferisco non averlo. Voglio essere solo Mark e basta. Senti, perché non hai un buon rapporto con tuo padre? Io l'ho visto poco e ci ho parlato ancora meno. Lui è sempre in ufficio. E fino a 3 anni fa stavo in un collegio, a Boston. Da quando se n'è andata? Dai, facciamo un altro brindisi. No, la festa è finita, vai a dormire. Vai a dormire, subito, muoviti. Mark, stai dormendo? Mark, stai dormendo? Che ora è? Le 10 passate. Metti a posto lo zaino. Perché? Non ricordi più la tua promessa? Sì. Allora apri la porta. Aprila. No. Tu non puoi tenermi qui. Dai, lasciami andare. Così mi denuncia la polizia, vero? Mi credi uno stupido? Pensi che non ti abbia sentito stanotte? So che hai trovato le mie Polaroid. Sei un lurido bugiardo. Tu mi hai imbrogliata. Tu mi hai imbrogliata. Non hai mai avuto intenzione di mantenere la tua parola. Sei un bugiardo.
Mi fai schifo! Mi fai schifo! Io ti odio, bugiardo! Ti odio! Adesso falla finita, mi hai stufato! Ti odio, maledetto! Non ti avvicinare! Basta! No! Capito? Adesso dammi i polsi o ti ammazzo! Lasciami! Lasciami, figlio di puttana! Lasciami andare, ti prego! Voglio andarmene! Che qualcuno mi aiuti, per pietà! Sta zitta! Fermo! Ora aspettami qui. Figlio di puttana! Ci vediamo più tardi. Mi fai schifo! Hai scaricato la batteria l'altra notte. Dovrò comprarne una nuova adesso. Ci metterò un'oretta. Allora? Mi dispiace, figliolo, ma negli ultimi 6 mesi non ho affittato a nessuno un camper come quello che mi hai descritto prima. Vedi, non saprei dirti il perché, ma non c'è una gran domanda per il Ceutor 88. Ok. Ne stai cercando uno? Sì, infatti. Sto cercando di rintracciare un mio amico che porta occhiali a specchio e ha un Ceutor 88 bianco e celeste. Come faccio? Sai almeno il numero di targa? Purtroppo no. Allora non so che dirti. Sarebbe più facile azzeccare il vincente alle corse dei cani stasera. Ok, grazie. Buona fortuna. Ehi, c'è qualcuno?
Ho l'impressione di averti già vista da qualche parte. Vieni da Virginia Beach? No. Strano. Io mi vanto di una cosa, di non aver mai dimenticato una faccia. Se non ti spiace, cambia programma. Un'altra notizia flash. In una palude a nord di Charleston, la polizia ha ritrovato ieri i resti di un cadavere divorato dagli alligatori. Non sarà facile identificare il corpo, ma dai primi esami si è potuto accertare che si tratta di una giovane donna bianca, la cui età si aggirava tra i 20 e i 30 anni. Mi scusi, Il procuratore... ma queste storie mi disgustano. Già, anche a me. Scommetto che qualcuno l'ha violentata, poi uccisa e gettata nella palude. Ecco, è qui, può accostare. Le auguro buon viaggio. È praticamente nuovo. Che messo coraggio! No, non mi interessa. Sei sicuro? Ne ho già uno. Ehi, lo vuoi per solo $20? Di, funziona bene. Beh, prova. Allora lo vuoi? No, grazie. Dimmi dove l'hai preso o ti spacco la faccia, hai capito? Ehi, tieni giù le mani! Detto, dimmi dove l'hai preso, figlio di puttana! Ma che vuoi, è mio! Sì, va bene. Questi sono per te, se mi dici dove l'hai preso. Ok. In un camper in mezzo ai boschi. Ah, bene, c'è ancora. Eccolo, sei contento? Sì, grazie. Puoi andare. Daniela! Daniela! Oh, santo Dio. Kevin, credevo non arrivassi mai. Ma chi è stato? Chi ha fatto questo? Presto andiamo via. È pazzo, se ti trova ucciderà tutti e due. Presto. Ce la fai? Sì. Sbrighiamoci. Coraggio, ce la faremo. Kevin! Scappiamo! Svelta! Fermatevi! Ho sparo! E questa volta non a salve. Sono pallottole vere, calibro 9. No, ti prego. Prova a scappare o a gridare e ti faccio un buco in testa grande come $10. Dai, svelti nel camper! Forza, su! Muovetevi! Prima tu! Kevin! Dai, entra! Sei contenta ora che state insieme? No, per favore! Kevin!
Urla quanto ti pare. Nessuno ti può sentire. Che cosa c'è, Danielska? Sei preoccupata per il tuo amichetto, eh? Perché lo torturi così? Non ti ha fatto niente! Ah, è a questo che pensi, non è vero? Hai paura che non possa fotterti più, eh? Lurido maiale. Ora vedrai che succede come lui, eh? Non è stato divertente? Vorresti prendermi Danielsk? Continuare a divertirti con lei. Farle dimenare le anche come se fosse una... Perché continui a provocarmi? Non lo vedi? Tu fai... Lei è tutto per me. Che succede? Che succede? Ti sei fatto male? Non vuoi volare? Sì che vuoi. Vola! Kevin, stai meglio? E rispondimi. Sì, devi aver sete. Ti prego, dagli da bere. Ma che cos'era? Solo un po' di vodka. Ho pensato che gli facesse bene. No, ti prego. Ti piace quando ti tocco, non è vero? Coraggio, dammi un bacio. Rilassati. Lasciati andare. Ti piacerà. Non voglio, lasciami stare. Perché? Ti dà fastidio che lui ci guardi? Ci penso io. Ecco fatto. Avanti, apri le gambe. Perché sei un criminale. Tu sei un verme. Sei proprio come quel tenente. Avevo solo 10 anni quando lui mi ha portato via Danielska. Ma ora posso... Tieni gli occhi aperti. No. Non dovevi dire questo. Tu non dovevi insultare mia madre. Betty. No. Voglio che la tua puttana ti veda soffrire, gridare, implorare pietà. Deve vedere la tua agonia. Auguragli buona fortuna. Non potrai più divertirti con quest'essere disgustoso.
Kevin, sta attento! Figlio di puttana maledetto! L'hai ucciso! Io ti odio! Sei un lurido figlio di puttana! Figlio di puttana! Kevin! Ehi, volete aprire? Non puoi stare qui. Il film è finito da un bel pezzo. Ma che stavi facendo? Niente, niente. Mi ero solo addormentato. Ok, ora vattene subito. Sarebbe un guaio se ti trovassero qui. Certo, me ne vado. Ok, grazie mille. Mi scusi, ma che succede? Come, non ha sentito la radio? No, Hanno rapinato una banca poco fa. I ladri sono riusciti a scappare, ma uno è ferito. Controllano tutte le auto. La sua patente e il libretto, per favore. Ehi, tu! Da dove vieni? Norfolk. Ok, sergente, lo dico subito agli altri. Arriviamo. Ehi, Sam! Sì? Che c'è? Li hanno presi sulla statale 95. Ah, bene. Possiamo andare. Oh, sì, ok.
Mi senti? Daniela, svegliati. Daniela, svegliati. Daniela. Dai, vedi. Bene. Volevi andartene con... Congratulazioni. Ce l'hai fatta. Sono appena arrivati i rendiconti delle nostre filiali, signor Glazer. Vedo. Palm Beach si è comportata bene, finalmente. Sì, questa volta è stata puntuale. Grazie, signora Becker. Si ricordi di prenotarmi un tavolo al Western Inn per stasera. Andrò a cena lì con mio figlio. Sì, signore. Grazie. Allora, Mark, ti sei divertito con il camper? Sì, papà, moltissimo. Un significativo rialzo delle quotazioni a Wall Street ieri dovuto all'aumento del tasso di interesse. Il dollaro guadagna sullo yen, sul marco e sulla sterlina. Cosa La pensi borsa di Tokyo fare chiude ora? per il terzo giorno. Credo che rimarrò qui per qualche tempo. Ho voglia di giocare un po' a golf. E per quanto? Direi per una settimana. O forse anche 2. E dopo? Ci è appena giunta la notizia di un macabro ritrovamento avvenuto questa mattina in un deposito di sfasciacarrozze alla periferia di Virginia Beach. La polizia ha rinvenuto il corpo di un giovane di circa 20 anni ucciso da qualche giorno. Il cadavere si trovava nel cofano grossolanamente saldato di una vecchia Studebaker. Per il momento non abbiamo altri dettagli. Che cos'hai?
ti senti bene? Sì, perché? Non hai risposto alla mia domanda. Cosa pensi di fare successivamente? Ah, già, beh, farò un lungo viaggio in camper sulla costa. Vado a Norfolk, ti va bene? Sì. Forza, muoviamoci! Ehi, levati dalle palle! Ehi, ma dove vai con quel catorcio? Buttalo via! Allora, vuoi fare una gara? Sì, più di così non cammina? Manda giù la tua amichetta, non tenerla tutta per te. Insegniamo noi come si scopa. Fermiamoci un attimo. Ti va una coca? Dai, è ancora freddo. No, non voglio addormentarmi come l'altra volta. Daniela, Sì, proprio io. allora non eri morta. No, ma non desideravo che morire. Però se sono viva lo devo solamente a quello spacciacarrozze. Sei stata molto, molto fortunata. E tu no, Mark. Nessuno ti potrà aiutare. No, Daniela, per favore, non sparare. Abbi pietà. No, tu non hai avuto nessuna pietà di me.